Amici del Tagliaccio, la guerra mostra ogni giorno di più il proprio orrore. Noi non vogliamo restare in silenzio, vogliamo mostrare la nostra solidarietà, umanità e sostegno alle vittime di questa follia. Facciamo tutti la nostra parte, diamo una Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, ben ritrovati per la Sport Tagliaccio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. È la 24esima giornata, anche se è la 23esima, visto che la prima verrà recuperata più avanti. Umana Reyer Venezia contro Bertram Tortona. La formazione neopromossa, assolutamente debuttante nella massima serie, che ha raggiunto la finale di Coppa Italia e sta disputando sicuramente una grande stagione contro un Umana Reyer che in Europa è praticamente qualificata al secondo turno di Eurocup, ma vuole ovviamente ancora rialzare la testa in campionato. Questo sulla carta quello che è un confronto diretto, anche se ci sono 4 punti di vantaggio per la formazione di cui vediamo ora schierato il quintetto, che oggi deve fare a meno dell'ex Ariel Figlioi, bloccato all'ultimo da un problema influenzale. Recuperato invece da un problema influenzale Julian Stone per l'Umana Reyer, che recupera anche Jordan Theodore e rinuncia nella rotazione degli stranieri a Morgan ed Ekodas, oltre a Vitali infortunato. Andrea, ho trovato una sintesi di quello che è diciamo il dato concreto. La presentazione tua di questa partita, abbiamo detto praticamente uno scontro diretto, anche se la classifica ancora è tutta da definire. Sì, diciamo che tutta la classifica, esatto, tolta Bologna e Milano, era chiusa in pochissimi punti, per cui è fondamentale tornare a muovere la classifica. Venezia arriva da 4 sconfitte, 3 in Europa e una a Bologna. 4 trasferte peraltro in 8 esatto, giorni. Stavo per dirlo, in cui sicuramente l'aspetto logistico ha avuto il suo peso, in cui tutto sommato soprattutto a Valencia e a Bologna la squadra ha rischiato, tra virgolette, di vincere, soprattutto con Bologna aveva un ottimo margine. In realtà quello che un po' è successo anche l'andata della partita con Tortona, che ha vinto la formazione di Ramondino 77-65, però con un ultimo quarto da 27-11 in cui ha ribaltato la situazione, che è un po' il leitmotiv dell'Umana di quest'anno, cioè avere sprazzi davvero di buon basket, ma poi di non riuscire a tenere e nel momento in cui diciamo c'è il momento di difficoltà non riuscire proprio a fermare l'emorragia e quindi subire poi parziali anche piuttosto pesanti. Un ricordo, o meglio un saluto anche al patrono dell'Umana Reyer, dobbiamo dirlo prima di parlare di basket. Luigi Brugnaro è in ospedale, per fortuna ha superato un attacco che poteva essere ben più serio, è finito anche in terapia intensiva. Il nostro abbraccio a distanza, lo vedremo, speriamo presto, nella sua poltroncina a bordo parquet. Sicuramente, chissà che magari sia un buon viatico, una vittoria della Reyer per farlo stare un po' meglio. Sul campo i quintetti con, abbiamo visto prima in sovraimpressione, l'Umana Reyer che schiera Theodore, Sanders e Tonut assieme a Mazzola e Watt. Strano, un quintetto nuovo. Sì, un quintetto nuovo, sicuramente come hai detto tu è una scelta tattica importante quella di rinunciare a un secondo lungo, per cui in alcune circostanze vedremo Drey anche schierato da 5, tra l'altro in una sfida, perché si è parlato molto anche degli esterni come arma importante di Tortona, ma la sfida tra Watt e Kane merita il biglietto da sola. Non c'è Machiura invece nel quintetto di Tortona, che va a saltare con Dom la palla 2 e dunque Dom contro Watt per il primo possesso della partita. Maglia bianca per Tortona, maglia granata per l'Umana Reyer. Primo possesso per Tortona, Wright a costruire il gioco, marcato da Theodore, passaggio per il numero 24 Dom, ancora Wright, il recupero però di Valerio Mazzola, buona lettura difensiva dell'Umana Reyer, la palla per Tonut, bella serpentina di Tonut che poi arriva sulla linea di fondo, strascina il pallone oltre la linea di fondo e dunque la palla è per Tortona. Tonut chiede un tocco della difesa, ma che secondo me c'era, infatti Tonut l'ha lasciata proprio uscire perché c'era stato il tocco, ma l'arbitro non l'ha visto. Wright contro Theodore per l'attacco di Tortona.
Pallone sul perimetro per Jamar Sanders, ci sono tutti e due i Sanders in campo, poi Kane, pallone sul perimetro ancora per Wright, tiro di Wright, non va, lotta a rimbalzo, la spunta Lumana Reyer con Victor Sanders, lui guida la transizione per Lumana Reyer, Mazzola per Theodore, va dentro Theodore e stavo la segnalazione. Inizio fallo. No, credo che sia freccia per Lumana Reyer. Sì, no, mi sono fermato un attimo, Andrea, perché ho visto il segno della palla 2 e ho detto palla 2 mi sembra strano. Freccia chiamata così è un po' strana, sì. Freccia per Lumana Reyer, dunque palla che rimane in possesso dell'Umana Reyer. Theodore, Sanders, ancora Theodore, Tonut, cambio di direzione, il tiro di Stefano Tonut non va, il rimbalzo di Kane, ancora 0-0 dopo più di un minuto di gioco. Wright, ancora l'attacco della Bertram, Wright contro Theodore, servito Severini, consegnato per Wright, Severini, la tripla a segno e dunque primo vantaggio della partita per Tortona, la tripla di Severini. Vai Andrea, sì. No, sicuramente l'aspetto delle bombe sarà importante per Venezia, che si affida molto anche a questo e soprattutto servirà ad aprire le difese qui. Tonut va su, sbaglia il sottomano e attenzione, una botta all'occhio, è rimasto a terra, Tonut davanti alla nostra postazione, si va avanti, Wright, lo scarico per Kane, poi Severini, ancora Kane, la sospensione non va, il rimbalzo di Mazzola, ma Tonut è ancora fermo, ma non si riprende. Una botta alla tempia. Sì, infatti Mazzola da 3 punti non va, rimbalzo di Kane, viene chiamato dalla panchina Michael Bramos, evidentemente Tonut è un po' confuso da quella contusione in testa. Il pallone da Dom a Sanders, ancora Tortona in attacco con Wright, serpentina di Wright, sotto mano non va, tapping di Kane e va 5-0 per Tortona con il canestro di Kane. Manareir che sono oltre 2 minuti e mezzo che non si è sbloccata. Sì. Attacco di Theodore, la palla rubata da Kane, recuperata da Wright, il fallo di Theodore. Difficile questo inizio dell'Umana sì, sembra un po' ingrippata, come si direbbe, di un motore. Theodore, per fortuna quella rimediata a Lubiana è stata una botta, niente di grave, però chiaramente praticamente non si è allenato da quando sono rientrati dall'ultima trasferta. E lui sicuramente è l'ago della bilancia. Sì, è il motore, quello che dà i tempi, e quindi in questo momento appunto soffriamo proprio in termini di ritmo. Sanders in realtà Lubiana, anche se è stata una partita dove l'Umana ha avuto poco da dire, diciamo, ha fatto una grandissima prestazione, c'è la necessità appunto che in alcuni momenti venga fuori qualcuno. Adesso Tonut si è preso 2 iniziative, ma lo vediamo con il ghiaccio, perché ha preso davvero probabilmente una gran botta. Entra dunque al posto di Tonut Bramos, rimane il resto del quintetto con Mazzola, Watt, Theodore e Sanders. Dall'altra parte presumo che il coach Ramondino non effettuerà cambi, 3 minuti senza segnare per l'Umana. Ancora coach Tucci a parlare, gli arbitri sono Mazzoni, Martolini e Capotorto, non ve li avevo ancora citati. Si riprenderà con il possesso per Tortona, sì, confermato il quintetto da coach Ramondino sul 5-0 per la formazione ospite. Jamar Sanders ha annunciato il cambio, la rimessa di Sanders per Wright, marcato da Theodore, pressione sotto campo dell'Umana Reyer, va Wright, del palleggio, scambia con Severini, ancora Wright, palla per Dom, tiro con step back e ancora canestro per la formazione piemontese.
ed è 7-0 per Tortona dopo 3 minuti e mezzo quasi di gioco. Theodor scambia con Mazzola, ancora Theodor per Sanders che guarda il canestro, poi non si prende il tiro, serpentina, rischia ancora la palla persa sulla buona difesa di Kane, ha accettato il cambio difensivo Tortona, l'accelerazione di Victor Sanders e il tiro a segno, si sblocca l'Umana Reyer con i primi 2 punti della partita di Victor Sanders, 2-7. L'attacco di Jamar Sanders per Severini, ancora palla servita a Sanders, il duello tra i due omonimi. Jamar che si prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, a rimbalzo ancora Valerio Mazzola che sta facendo, anzi scusate, Mitchell Watt che riesce a anticipare anche Valerio Mazzola. Il pallone in attacco per l'Umana Reyer, ancora con Victor Sanders, la tripla non va, Bramos a rimbalzo, recupera il pallone, lo riapre per Jordan Theodor, si prova da 3 punti anche Theodor, il tiro è corto, rimbalzo lungo nelle mani di Victor Sanders, terzo possesso offensivo consecutivo per l'Umana Reyer con Victor Sanders che va a cercare Mitchell Watt con lo sguardo, fallo di Severini, mi sembra che la squadra sia uscita bene dal time out. Sì, anche se vediamo qui De Raffaele che incita i suoi ad avere più ritmo, più voglia, più dinamicità, perché anche in questo caso bravi a recuperare i palloni, però il gioco era abbastanza lento. Theodor, 10 secondi per l'azione di tiro, servito a Bramos, Watt per ora fuori dai giochi dell'Umana Reyer, vediamo se riesce a sbloccarsi, si sblocca con l'assist per Valerio Mazzola e Umana Reyer che torna ad un solo possesso sia pur pieno di ritardo con l'appoggio al tabellone scusate, di Valerio Mazzola. 4-7 il punteggio con Dom, il consegnato per Wright inseguito da Theodor, scarico ancora per Severini, ancora la tripla che non va a rimbalzo, ancora preso da Valerio Mazzola che ripeto sta facendo sentire la voce sotto canestro. Theodor per Mazzola, poi Bramos che prova a battere Severini, lo spinge sulla linea di fondo, poi scarico direttamente sulla panchina, riesce a non calpestare la linea di fondo il capitano dell'Umana Reyer, ma arriva comunque la palla persa per gli Oro Granata, punteggio decisamente basso perché siamo già a metà del primo quarto, si deve ancora scaldare anche il pubblico del Taliercio, clima piuttosto tranquillo fino a questo momento. Esatto, un vacanziero. Abbiamo cominciato anche noi un po' con il tanto Wright, bell'appoggio, ma ancora la difesa del Umana Reyer a recuperare il rimbalzo. Mazzola per Theodor, Bramos guarda il canestro, passo laterale, la sua mattonella ma arriva corta la tripla e il rimbalzo è per Tortona. Siamo entrati nella seconda metà del primo quarto con Wright, lo scarico per Severini, ancora a guardare il canestro Dom che non si prende il tiro, preferisce tornare da Chris Wright che gioca a 2 con Kane, palla in angolo per Jamar Sanders, ancora una tripla, sembra veramente la gara del tiro da 3 punti fino a questo momento. Sì. Andrea, da un fronte e dall'altro con percentuali basse, ovviamente pochi falli spesi perché finché si prendono tiri dal perimetro non si va a cercare il pitturato, solo uno per squadra quando sono trascorsi quasi 6 minuti, ma il punteggio per le basse percentuali è basso, 4-7. Watt mette palla per terra, va al duello con Kane, buona circolazione dell'Umana Reyer, Victor Sanders, la sospensione, Kane taglia fuori bene Watt, applaude comunque la panchina dell'Umana Reyer, si alza Brooks che non è partito in quintetto, questa è una delle novità diciamo nello schieramento scelto da coach Walter Raffaele. Severini per Kane, poi Wright che batte ancora una volta Theodor, la sospensione, l'errore, il rimbalzo di Watt, continua a correre il cronometro, continua a restare fermo invece il tabellone, 4-7. Si rialza anche Stefano Tonuto, buona notizia questa, mentre Theodor va alla serpentina, porta a casa il fallo di Jamar Sanders, è il primo fallo di Sanders, il Sanders di Tortona. Vediamo, non vengono dati 2 tiri liberi, ecco il doppio cambio, dentro Brooks e Tonut al posto di Mazzola e di Sanders. C'è un cambio anche per la formazione ospite, in campo c'è JP Macura con la maglia numero 55. L'attacco, vediamo se è un accenno di zona quello di Tortona, lo scarico di Brooks, poi ancora Tonut per Theodor, eccolo Jeff Brooks, il primo attacco, l'appoggio al tabellone e i primi 2 punti per lui con il break dell'Umana Reyer che prosegue, anche se ancora -1 il punteggio, 6-7 con Jamar Sanders, passo laterale e canestro da parte dell'ex Trento con mano decisamente morbida, torna a +3, interrompe il break di 6-0 aperto per l'Umana Reyer. Il numero 22 di Tortona
3 da recuperare con Theodore che attacca il ferro, il rovesciato non va, la palla schizza fuori, la recupera lo stesso giocatore dell'Umana Reyer con la maglia numero 25 dall'angolo, il capitano Bramos, l'errore, rimbalzo di Brooks, ottimo impatto sulla partita, Bramos finge la tripla, poi si prende il tiro in sospensione e va a segno il capitano dell'Umana Reyer, rimanendo a contatto dunque l'Umana Reyer 8-9 il punteggio, vantaggio per Tortona che gestisce ancora un possesso offensivo con Dom, il consegnato per Wright. Maciura, altro gran tiratore marcato da Tonut, preferisce penetrare Maciura, cerca lo scarico, la buona lettura difensiva, poi Maciura recupera il pallone e trova ad una mano il canestro per di nuovo il +3 della formazione tortonese. Si continua a giocare, Andrea, qui non ci sono sospensioni per commenti, ma c'è anche per ora poco da commentare, direi, della partita che sta andando sugli stessi binari iniziali. Tonut penetra, scarica, eccolo il fallo fischiato alla difesa a Tyler Kane, e dunque un breve commento anche da parte tua, Andrea. Sì, tra l'altro stavo guardando le statistiche del sito LBA, ma non ci sono per questa partita al momento, c'è qualche problema, ma è facile comunque dire che Venezia non ha segnato da 3 nemmeno una volta, infatti i canestri sono arrivati quasi tutti a sotto, e un solo canestro da 3 anche per Tortona. Adesso vediamo con Day se aumentano le Day che ha percentuali. preso il posto di Mitchell Watt, ovviamente giocherà da 5 Brooks, mentre Theodore penetra, si arresta, alza la sospensione, ancora Brooks, grandissimo canestro da parte di Jeff Brooks, che ha avuto un impatto sulla partita decisamente importante con 2 canestri e un rimbalzo offensivo per ritenere lì l'Umana Reyer. Pronto ad entrare Andrea De Nicolao, ricordiamo che Stone è recuperato sì, ma all'ultimo è entrato anche Mascolo per la formazione piemontese, ed è proprio Bruno Mascolo a mettere a segno i primi 2 punti personali che ridanno il +3, elastico in questa fase nella partita tra il +1 e il +3 per Tortona, con l'Umana Reyer ora in attacco. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco del corso del primo quarto. Day contro Dom, 2 falli, anzi 3 falli per Tortona, 1 per l'Umana Reyer, e c'è l'infrazione di passi da parte di Austin Day, che però si tiene alla caviglia, questa sì, potrebbe esserci una scavigliata, però intanto c'è il cambio per l'Umana Reyer, intanto in piedi Austin Day, doloroso ma non in grado di toglierlo dalla partita. Dicevo, in cambio per l'Umana Reyer dentro De Nicolao al posto di Jordan Theodore, e probabilmente Day ha fatto anche un po' vedere la scavigliata forse causata dalla difesa. Gli arbitri non sono stati, tale avviso, infrazione di passi, palla persa, +3, palla in mano per Dertona, solo un fallo speso dall'Umana Reyer. Siamo già abbondantemente nell'ultimo minuto di gioco del corso del primo quarto. Mascolo palleggia a lungo, lo scarico per Dom, ancora Mascolo, la sospensione di Mascolo, l'errore, il rimbalzo da parte di Michael Bramos, la riapertura per Tonut, troppa discrepanza tra il cronometro e l'azione e quello della partita, un fallo da spendere per la difesa di Tortona. Tonut chiude il palleggio, non ha linee di passaggio, adesso si fa vedere Bramos, si va da De Nicolao, ultimi 9 secondi, Tonut guarda il ferro, si prende la tripla e la mette, la tripla di Stefano Tonut per riportare in parità la situazione dopo lo 0-0 iniziale, la prima parità nel match. Va vicina al recupero l'Umana Reyer, ma chiura lo scarico in parterre e ci sarà l'ultimo tiro per l'Umana Reyer, che sta alzando anche il livello difensivo. Sì, diciamo che tutto sommato in difesa ha retto anche abbastanza bene, in attacco che manca ritmo, anche questo canestro di Tonut importantissimo, però è arrivato praticamente senza movimento, senza gioco in sostanza. Austin Day, scarico per Brooks, no, palla persa, e finisce qui il primo quarto, punteggio decisamente basso, Umana Reyer Venezia 13, Bertram Yox Tortona 13.
Dicevamo punteggio basso, iniziale 7-0 di Tortona, primo canestro Umana Reyer che arriva dopo 3 minuti e mezzo, risposta 6-0, poi l'elastico +1/+3 e il pareggio con la tripla di Tonut. Questa per guardare l'andamento della partita. Pochi falli spesi. Abbiamo detto solamente 3 da Tortona e 1 da parte dell'Umana Reyer, tra parentesi di Chiodo dopo una palla persa in attacco, dunque anche questa è una lettura più di frustrazione che altro. Esatto, il che, mentre vedo che i dati non arrivano ancora sul sito della Lega Stavo Basket. guardando invece quelli diciamo fino a qua, che è una cosa un po' strana perché Venezia è la squadra con più falli. Intanto scusa se ti interrompo perché si è alzato uno striscione dalla curva dei Panthers, la curva dell'Umana Reyer, forza Luigi, l'abbiamo detto, il saluto doveroso al patron dell'Umana Reyer che per fortuna sta recuperando e al suo posto nella sua sedia si è seduto il figlio Andrea che ha tranquillizzato tutti sui social quando appunto erano cominciate a circolare le prime voci. Vai Andrea. Sì, dicevo che la Reyer è la squadra che commette più falli in tutto il campionato, ovvero circa 20,1 falli, mentre Tortona sarebbe la squadra al 15° posto, per cui non quella che ne commette di meno, ma subito dopo, che ne commette 17,3, per cui diciamo è probabilmente... Allora, Tortona tira molto bene da 3, per cui appunto come dicevi tu, quando si tira bene dall'arco è chiaro che poi si commettono... Si fanno spendere meno falli. Fanno spendere meno falli. Però appunto Venezia, nonostante una discreta difesa, comunque è riuscita a non commettere falli. Quello che manca in questo momento è sicuramente l'attacco. Adesso arrivano le statistiche e sarà facile. 1-6, 1-5, sono andato a vedere il tiro da 3 punti, poi se vuoi approfondire Andrea. Sì, 5-10 il tiro da 2, diciamo che conferma quella che è un equilibrio che si è appunto concretizzato alla fine dei primi 10 minuti. Da notare il 13-6 a rimbalzo per l'Umana Reyer. Questo sicuramente ha avuto un grosso impatto. E si riparte, c'è l'esordio in partita di Cannon che viene stoppato da Brooks. Per ora sicuramente l'MVP dell'Umana Reyer è Brooks, è prima possibilità dell'Umana Reyer di portarsi in vantaggio Day contro Dom, step back e fallo di Dom che manda in lunetta Austin Day. Qui il contatto c'è stato, eravamo veramente vicini Andrea, mi sembra. Sì, qui è stato diciamo, l'ha proprio cercato Austin Day il fallo, perché praticamente ha giocato da solo questa situazione di attacco e o segnava o subiva un fallo, altrimenti sarebbe stata una scelta abbastanza scellerata. 2 tiri liberi per Austin Day, l'Umana Reyer ha confermato il quintetto con cui si era andati al primo intervallo, formato da De Nicolao, Tonut, Bramos, Brooks e Day con il numero 9 ora in lunetta con 2 tiri liberi e sbaglia, e anche questa è una notizia perché solitamente è piuttosto preciso Austin Day. Rinviata dunque ancora l'opportunità del primo vantaggio per l'Umana Reyer, che al massimo è stata in parità sul 13 pari che è attualmente sul tabellone del tagliaccio. Adesso 1 su 2 di Day e 14-13 per il primo vantaggio dell'Umana Reyer. De Nicolao a pressare su Mascolo, ancora Mascolo con il palleggio aperto, arriva l'aiuto di Cannon, palla mossa sul perimetro per Cannon, poi Sanders, la difesa di Brooks e c'è il fallo di... No, c'è l'infrazione di passi, ancora Brooks, sempre lui. Sì, molto aggressivo, lui sicuramente è quello che in questo momento sta mettendo più energia di tutti e anche qui ha costretto l'avversario all'infrazione di passi. È ancora un aumento di quello che è, anche se qui non diventa la palla recuperata di Brooks, ma è una palla recuperata a tutti gli effetti di Brooks, che ora gestisce con De Nicolao, gioco a 2, servito a Brooks, dentro fuori, tripla aperta per Andrea De Nicolao, e qui l'assist si va a referto perché la tripla di De Nicolao è entrata ed è 17-13 con Julian Stone che si alza. Bella notizia anche questa, perché dicevamo come sia stato recuperato solo all'ultima. Un altro fallo in attacco di Tortona che dall'iniziale 7-0 ha segnato 6 punti in, sto facendo un rapido conto, 8 minuti. Sì, perché era più o meno il terzo minuto quando è arrivato il 7-0.
Severini e Wright ritornano in campo per Tortona, mentre in campo, come abbiamo detto, per l'Umana Reyer Stone al posto di Michael Bramos. Umana Reyer che appunto dal 7-0 iniziale è riuscita a rientrare assolutamente in carreggiata e ora ha il possesso sul massimo vantaggio, più 4, 17-13. Massimo vantaggio della partita ovviamente resta il 7-0 iniziale della Bertram Tortona. Il pallone nelle mani di De Nicolao per Day, la penetrazione e il canestro ancora di Brooks, e a questo punto coach Raimondino è costretto al time out, così come era stato costretto coach De Raffaele sul 7-0, anzi prima ancora, perché l'ha chiamato sul 5-0 dopo il fallo in attacco di Theodore. Adesso, dopo il canestro da parte di Jeff Brooks del 19-13, è la panchina piemontese a chiamare time out. Sì, devo dire che diciamo l'Umana di solito ama, comunque non gioca su ritmi altissimi, no? Per cui gioca. Mi aspettavo da Tortona invece in realtà un ritmo molto diverso. È veramente molto evidente come appunto Brooks stia giocando con grande intensità, grande voglia, mentre Tortona sembra un po' così. Anche Tortona qui è grandissima la stoppata di Brooks. Qui sarebbe stato anche probabilmente il fallo su Bramos qui. E qui l'altro rimbalzo offensivo e canestro di Brooks. Sì, è veramente molto presente, molto nella partita, e rispetto un po' a tutti i 10 in campo, vorrei dire, perché anche i giocatori romani non è che stanno giocando con tantissima intensità, ma rispetto a Tortona sicuramente Brooks sta facendo un figurone in questo momento. Era già il migliore per valutazione dopo il primo tempo in 3 minuti e 38 di impiego, ed ha aumentato decisamente il conto delle cose positive. Il numero 23 ex Milano si riparte dal time out richiesto dalla panchina di Tortona. Vedremo come ne uscirà la Bertram Yox con Mascolo che prova a sfuggire a De Nicolao, mette palla per terra Cannon, ottima la difesa dell'Umana Reyer. JP Macura sbaglia, lotta a rimbalzo tra i due numeri 5 che intanto un altro recupero, no, purtroppo diventa una palla consegnata agli avversari. Attenzione, Macura tripla aperta, la mette e ci sta assolutamente che Macura segni da 3 punti in una tripla così aperta. Stavo dicendo, una sfida molto particolare quella tra i due numeri 5, perché Cannon è un centro undersize, Stone è un playmaker che non è un playmaker, però molto divertente anche dal punto di vista cestistico. Come è molto bella stata la tripla messa a segno da Macura, che era stato l'ultimo a segnare per la formazione tortonese, che è tornata a segnare dopo 4 minuti di astinenza, ma nel frattempo l'Umana Reyer aveva allungato fino al massimo vantaggio e adesso è comunque a +3 con la palla in mano. Day per Brooks che ci prova anche da 3 punti, non va la tripla, il rimbalzo di Cannon, la palla servita a Mascolo. E dunque è uscita bene dal time out Tortona con la tripla di Macura e adesso un nuovo possesso offensivo. La partenza ancora di JP Macura, Severini perso dall'arco, sbaglia però la tripla aperta, aveva allargato le braccia, invece un'altra palla persa qui da parte dell'Umana Reyer. Bravo poi De Nicolao a recuperarla, dicevo aveva allargato le braccia coach De Raffaele, che ha chiesto a Mitchell Watt di rialzarsi sul cubo del cambio per rientrare alla prima interruzione di gioco. De Nicolao per Brooks, uso del piede perno, l'errore, il rimbalzo è di Cannon e ora Wright a gestire. Si va ad elastico in questa partita, adesso si è un po' fermata l'Umana Reyer, per fortuna dei colori oro granata non ha accelerato più di tanto Tortona, anche perché l'Umana Reyer sta difendendo comunque estremamente con intensità. Pallone ancora però su una tripla persa e segna Severini. Allora non si possono concedere le triple, tanto più una squadra, il canestro è da 2 punti, da 3 punti viene aggiornato adesso il tabellone, dunque è il pareggio, tanto più una squadra che nel tiro da 3 punti vive come Tortona. Sì, infatti qui Day si era proprio dimenticato il proprio avversario. Sì, non bisogna appunto concedere tiri facili al perimetro. 19 pari, dunque ha dilapidato 6 punti di vantaggio l'Umana Reyer, che adesso deve riprendere confidenza con l'attacco. Ci prova da 3 punti con De Nicolao, l'errore, il rimbalzo di Tortona con Severini per Mascolo e continua l'Umana Reyer ad un solo fallo su quel tabellone, quello di Theodore, speso proprio all'inizio del match. Cannon per Wright sul cubo che sta per entrare.
È pronto ad entrare, sì, giustamente, grazie Andrea. Jordan Theodore, Cannon va a attaccare, cerca l'assist, la lettura difensiva di Stone, la palla recuperata da parte dell'Umana Reyer, buona difesa di Mascolo che ferma il contropiede primario, poi la palla gestita da Brooks, ancora la circolazione a servire le mani di Stefano Tonut in angolo, il duello con Mascolo, mette palla per terra Tonut, si prende la tripla, Stefano Tonut segna da 3 punti, torna in vantaggio l'Umana Reyer. Diciamo che anche in questo caso un'iniziativa personale, però sì, diciamo che Day ha chiamato il blocco, gli ha fatto capire che però sì, non è che, come dire, sia stata un'azione corale. Wright, Makura, palla per Mascolo, poi spalla canestro Cannon che va via a Day che salta fuori tempo ma sbaglia il gancio Cannon, il rimbalzo da parte di Austin Day e anche in questo caso siamo alla metà del quarto, una partita che sta scorrendo via a una velocità impressionante. De Nicolao penetra, scarica in angolo per Austin Day, il duello con Severini, step back e tiro da 2 punti di Day, è corto De Nicolao, che giocata da parte di Andrea De Nicolao, il più piccolo a rimbalzo e a tiro al volo. Però è quello che ha capito dove sarebbe andata la palla, è riuscito a trovare il rimbalzo senza essere contrastato. Gran giocata e attenzione perché viene fischiato adesso il fallo Andrea De Nicolao, anche se c'è stata una sbracciata da parte di JP Makura, ma era troppo aggressivo. È appena comunque il primo fallo di De Nicolao, il primo fallo di squadra per l'Umana Reyer nel secondo quarto, il secondo in assoluto dentro. Allora Theodore per De Nicolao e come previsto già da tempo, perché Watt ormai aveva fatto la muffa lì sul cubo del cambio, Watt al posto di Austin Day. Umana Reyer a più 5, palla però in mano alla Bertram Yox con l'accelerazione di Mascolo, il tiro sbagliato, il rimbalzo offensivo di Cannon, ma attenzione perché non è stato riciclato il cronometro dei 24. C'è un segno da parte degli arbitri di riciclarlo, c'è un po' di confusione evidentemente al tavolo come in campo in questo momento per l'ottima difesa dell'Umana Reyer che sporca le linee di passaggio a Tortona. Poi attenzione, viene fischiato un fallo Watt, suppongo. Vediamo di chi. Il fallo è di Mitchell Watt e sono 2 tiri liberi per Wright, dunque avevo paura anche per un tocco della retina, ma in realtà così non è. Primo fallo di Watt, secondo di squadra per l'Umana Reyer, 2 tiri liberi per Wright, questo è il fatturato dell'ultimo possesso offensivo. Sì, diciamo che gli è poi frenato addosso, la stoppata era, diciamo, non l'ha toccato ma poi col corpo ovviamente è ricaduto. Wright sbaglia però il primo tiro libero, rimane a quota 19 Tortona, 24 l'Umana Reyer, 4 minuti e 8 secondi al termine del primo tempo, secondo tiro libero a disposizione del numero 3 in maglia bianconera. E fa 1 su 2 Wright e dunque 24 a 20, meno 4 per la squadra. Allora inquadrato coach Marco Raimondino con invece Jordan Theodore a guidare l'attacco degli Oro Granata, chiude il palleggio, serve spalla canestro Watt, marcato da Cannon, arriva l'aiuto di Makura che rischia di strappare il pallone, buono scarico sul lato debole, la circolazione, la tripla aperta costruita dall'Umana Reyer, la sbaglia Theodore, poi c'è il taglio fuori di Mascolo su Stone, il rimbalzo di Makura, lo sguardo di Stone a Mascolo, evidentemente qualcosa di non visto, ma anche questo ci sta nel gioco delle parti. E c'è il recupero da parte di Jordan Theodore, impressione su Makura, il pallone per la schiacciata di Mitchell Watt. È uno dei migliori giocatori per recupero palloni Jordan Theodore e l'ha fatto vedere in questa azione. Sì, e si capisce come appunto il suo arrivo a Venezia abbia cambiato abbastanza volto alla squadra. Più 6 Umana Reyer, Wright va su, sbaglia il rimbalzo per Julian Stone, la transizione Oro Granata sul massimo vantaggio, lo scarico, il fallo di Cannon, è il fallo numero 3 per Tortona, c'è stato un canestro impossibile a gioco fermo, ma pronto ad entrare intanto Victor Sanders, vediamo di prenderà il posto. Di Tonut, di Stefano Tonut. Sì. Per Tonut sta guardando perché c'è stata una serie di cambi invece per Tortona con l'esordio del Capitan Tavernelli, poi Dom e poi anche Kane nuovamente, triplo cambio addirittura dopo il primo fallo di Cannon che è il terzo di squadra di Tortona. Sì, come dicevamo appunto solo 2 per Venezia che comunque sta difendendo anche con molta grinta.
L'attacco di Theodore, il gioco a 2, e qui c'è una manata in faccia da parte di Kane a Watt, che ha sicuramente palleggiato malamente, ma un tocco c'è stato quantomeno, e invece arriva solamente la palla persa con il massimo vantaggio che resta a +6 per l'Umana Reyer. E adesso c'è il fallo di Victor Sanders, terzo di squadra anche per l'Umana Reyer, primo personale per il numero 11 dell'Umana Reyer. Dunque 3 falli per squadra, 2:45 al termine del primo tempo, +6 Umana Reyer, 26-20. E attenzione, c'è qualcosa che non quadra al centro dell'area, forse una chiazza di sudore. Sì, giustamente vengono chiamati gli inservienti per asciugare il parquet, per evitare pericolose scivolate. Poi in quella zona del campo sappiamo quanto sia delicata per lo sviluppo dell'azione. Sì. L'attacco di Chris Wright, lo scarico per Dome, marcato da Stone, il duello tra i due e il fallo di Julian Stone, che viene fischiato secondo me con ritardo, perché aveva cominciato secondo me a fare un fallo, ma nel momento in cui gli viene fischiato non c'era. Sì, gli hanno fischiato la manata, che forse aveva preso anche palla, vediamo qui. Qui c'era già il fallo. Sì. E qui invece secondo me ha preso solo la palla. Secondo me ha preso la palla. È anche vero che su quel tipo di gesto, mentre Remondino protestavano, voleva forse l'antisportivo, sì, ma mi sembra. Secondo me, sì. Sicuramente ha cercato la palla, che poi abbia colpito anche la mano può essere, ma sicuramente ha cercato la palla. Però diciamo sono quel tipo di manate che difficilmente passano inosservate, diciamo. Gioca col doppio centro adesso la formazione tortonese, ovviamente Cannon gioca da 4, infatti è lui a andare a ricevere lontano da canestro, segna e subisce il fallo, e temo che sia il secondo di Mitchell Watt. Vediamo la segnalazione, tanto il canestro di Cannon è valido e dunque 26-22, sì. Secondo fallo di Watt ed è il primo a arrivare a 2 infrazioni. Dicevo prima, l'Umana Reyer aveva speso pochissimi falli, averne già 2 di Watt, anche per la scelta nelle rotazioni degli stranieri, mentre fa 1-1 Cannon e dunque 26-23. Dicevo, nella scelta delle rotazioni manca un altro centro vero di ruolo, non c'è. Infatti Mazzola sul cubo del cambio, andrà lui probabilmente a giocare da 4 con Brooks da centro in questi ultimi 2 minuti che mancano all'intervallo lungo. Riceve Julian Stone, il cambio difensivo, adesso c'è Kane su di lui mentre Dom a marcare Watt, ma Stone va su e porta a casa. Attenzione, perché potrebbe essere il secondo fallo, no, forse il fallo è di Cannon, però comunque è secondo fallo di Kane, avevo visto giusto dal vivo. Dunque 2 falli per Watt, 2 falli per Kane, e ci può stare. Sì, che lo spinge. Bravo Stone, che diciamo rispetto forse agli anni scorsi si prende qualche iniziativa in più, in questo caso probabilmente non vedendo grandi movimenti ha deciso di andare dritto per dritto. Diciamo che di Stone ne abbiamo visti non uno ma 10.000 in questi anni che ha vestito la maglia oro granata. 28-23 il punteggio, cambio per Tortona, entra Severini al posto di Kane, anche perché, lo ripetiamo, è uscito Watt ed è entrato Mazzola, dunque anche l'Umana Reyer in questo momento non ha un centro di ruolo e entrambi i centri veri e propri hanno 2 falli a testa, e dunque non li vedremo più in campo presumibilmente nel primo tempo, ma nella ripresa, perché mancano meno di 2 minuti all'intervallo lungo. Wright riesce a tagliare 2 volte l'intera area, poi scarica per Tavernelli. Wright contro Sanders, ultimi 4 secondi dell'azione, va su Wright, gran canestro questo da parte del numero 3 di Tortona, che appoggia al tabellone il 28-25. Sicuramente equilibrio ci sarà all'intervallo lungo di un match che è ancora lunghissimo tra l'Umana Reyer Venezia e la Bertram Yox Tortona. Il pallone nelle mani di Victor Sanders, raddoppiato, poi cerca lo scarico per Brooks, che elude l'intervento di Cannon, poi Mazzola, Theodore, 24 secondi dell'Umana Reyer, e qui vince la difesa di Tortona con Michael Bramos pronto ad entrare per gli oro granata. Prende il posto di Julian Stone. Qui brava la difesa di Tortona. Sì, e qui ovviamente nella concitazione dell'azione
Brooks non si è reso conto che non c'era più tempo e nemmeno chi poi ha cercato di trovare il tiratore libero. In caso di canestro pesante sarà di nuovo parità sul tabellone del taglieggio mentre entriamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Tavernelli inseguito da Victor Sanders, palla dentro ma per nessuno, palla persa anche per Tortona. Applaude tutta la panchina, c'è un Cerella primo assistant coach, possiamo dire, questa sera in panchina. Pronto a rientrare Austin Day nell'Umana Reyer, 55 secondi da giocare, prende il posto di Brooks che chiaramente è un po' calato, ma abbiamo detto come il suo impatto sulla partita, e giustamente il coach Walter De Raffaele va a scambiare il 5 con il proprio numero 23. Impatto importante nel momento in cui l'Umana Reyer è riuscita a mettere il naso avanti e adesso conduce, sia pur solo di 3 punti, ma con il pallone in mano quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco del corso del primo tempo. Jordan Theodore marcato da Tavernelli, poi c'è il blocco di Day, Theodore scarico per Mazzola che si prende il tiro da 3 punti, è un airball, la palla recuperata da Tavernelli e la palla contesa, dunque porta a casa il pallone ancora una volta l'Umana Reyer con Michael Bramos. Attenzione però perché il cronometro è stato portato a 14 e qualcosa, se fossi di Tortona avrei da che ridire, ma per gli arbitri non è così. Siamo onesti, Andrea, perché non è stato un airball vero e proprio, e dunque 14 secondi riciclato il cronometro. Va via ogni dubbio sul recupero difensivo di Tortona che corre con Wright, adesso cerca di attaccare il ferro, il fallo di Jordan Theodore, il secondo fallo per Theodore, tanto cuoio sotto la mano del numero 25 che infatti sorride, ma ancora un viaggio in lunetta. Vediamo il replay. È difficile, sono difficilissimi da definire queste azioni, ovviamente soprattutto in tempo reale. Diciamo sì, in tempo reale ti viene spontaneo dare il fallo contro la difesa, però diciamo che il cuoio ce n'era in abbondanza. Sì, anche perché Wright aveva cercato proprio di trovare spazio. E invece no, ha portato a casa 2 tiri liberi e sbaglia però ancora una volta il primo, il numero 3 di Tortona. Remondino guarda verso l'alto con un po' di delusione, ed è logico perché benché vada farà 1 su 2 come il precedente viaggio dalla linea della carità, e infatti così è con Wright che fa 28-26 e time out per l'Umana Reyer perché mancano 25 secondi tondi e dunque coach Walter De Raffaele vuole che quello, il prossimo, sia l'ultimo tiro del primo tempo. Si usino tutti i 24 per non concedere a Tortona un'altra possibilità di azione. Diciamo sì, una partita che a ritmi bassi, strano esatto, dirlo. che forse deve ancora, cioè può succedere di tutto, nel senso che non so se le due squadre rimarranno appunto su questi ritmi e l'equilibrio poi appunto porterà a un secondo tempo ancora molto incerto. Buone alcune individualità da parte dell'Umana, Brooks l'abbiamo detto su tutti, ma anche Stone ha fatto il suo, De Nicolao ha fatto il suo, Day ancora purtroppo non incisivo come ci si aspetta, e anche Watt rispetto a tante altre partite non ha ricevuto praticamente palla vicino al canestro, palla profonda, e quindi è stato anche meno incisivo, anche se come dire, sicuramente le cose possono cambiare. Theodore, l'abbiamo detto, è in ripresa, una partita che ancora deve secondo me dire la sua, nel senso che da qua alla fine può succedere di tutto. Sì, ripeto, può dire ancora tante cose perché è lecito che una squadra abituata a giocare ad altri ritmi come Tortona cercherà di impostare il secondo tempo su altri ritmi, e questo potrebbe da un lato agevolare la formazione piemontese, ma dall'altro anche trovare la controrisposta dell'Umana Reyer, che per ora ha impostato il suo piano partita su questi ritmi e lo sta portando per ora in porto, anche se solo di 2 punti, e con quello che sarà l'ultimo tiro del primo tempo. Theodore penetra il sottomano, l'errore, la palla recuperata da Tortona che non riesce nemmeno a tirare, e dunque si va negli spogliatoi sul punteggio che dice Umana Reyer Venezia 28, Bertrand Yox Tortona 26. Noi ci sentiremo per il secondo tempo. 28.
Ben ritrovati amici sportivi al Palasport Alianza da Alberto Minazzi e Andrea Manzo per il secondo tempo del match tra Umana Reyer Venezia e Bertram Jocks Derthona Tortona. 28-26 il vantaggio per gli Orogranata dopo i primi 20 minuti di gioco, punteggio decisamente basso, non a caso non ci sono giocatori sopra i 6 punti realizzati per l'Umana Reyer Brooks e Tonut per Tortona Severini e diciamo che comunque il match non ha visto nemmeno una squadra mettere decisamente le mani sulla partita. 7-0 iniziale per Tortona, poi più 6 due volte raggiunto dall'Umana Reyer, ma diciamo che c'è prevalenza delle difese. Novità nei quintetti sia su un fronte che sull'altro rispetto a quanto si era visto negli starting five alla palla 2. Tortona schiera JP Macura, l'Umana Reyer inserisce Brooks e Bramos assieme a Theodor, Tonut e Watt. Theodor 0, Watt 2, e anche questo è un dato un po' particolare, Andrea. Sì, sono normalmente i terminali più importanti o comunque sono determinanti e finora li abbiamo visti poco o nulla. Lo dicevo perché intanto c'è una palla recuperata di nuca da parte di Tonut, un po' di fortuna anche per l'Umana Reyer, lo dicevo perché sicuramente possono dare di più molti giocatori di Tortona, mentre Brooks va alla tripla e la mette e continua a essere l'MVP della partita assolutamente Jeff Brooks. 31-26, dicevo, sicuramente possono crescere molti giocatori piemontesi, ma anche l'Umana Reyer ha decisamente elementi che possono dare molto di più. Intanto il più 5 è un'altra palla gettata alle ortiche da JP Macura, il recupero di Bramos, poi Theodor per Tonut, la sospensione a segno, nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer con il canestro di Tonut del più 7 per la prima volta dall'inizio della partita. C'è più di 2 possessi tra una squadra e l'altra, nasce da 2 palle recuperate che sono palle perse chiaramente, però c'è anche il recupero da parte dell'Umana Reyer. Sbaglia Macura, Wright, sempre i piccoli a rimbalzo in questa partita. Ecco, Wright sicuramente è un giocatore che il suo lo sta facendo e qui trova il rimbalzo, trova l'appoggio al tabellone e trova di nuovo il meno 5 per la Derthona, la formazione ospite con Theodor a gestire l'attacco per l'Umana Reyer. Watt in faccia a Kane, il duello l'avevamo detto in presentazione è sicuramente interessante, nessuno dei due per ora sta risultando un fattore, ma intanto si fa vedere Watt e Macura continua a sparacchiare, mentre Kane, ecco, si fa rivedere con un rimbalzo offensivo che dà l'extra possesso alla Bertram con Jamar Sanders, il pallone perché il recupero di Watt concretizzato da Jordan Theodor che va ancora da Mitchell Watt e segna. Recuperi difensivi, 3 in 2 minuti per Umana Reyer. Mentre i primi 2 diciamo sono più errori da parte di Tortona, questa è stata proprio una grande giocata di Mitchell Watt. E poi se può andare in contropiede ovviamente l'Umana non si fa pregare qui quasi di Macura supera ovviamente Mitchell Watt e va a schiacciare, non va a spegnere il fallo il centro dell'Umana Reyer che ne ha già 2 ed è i primi 2 punti del secondo tempo per gli ospiti, mentre Tonut libero sbaglia da 3 punti il rimbalzo di Macura che sia su un fronte che sull'altro, corre right, gran cambio di direzione ma sbaglia sotto mano e a rimbalzo c'è Dom a testimoniare che non vuol dire niente il fatto che l'Umana Reyer abbia toccato il più 9 perché arriva subito scusate, un 4-0 per la formazione ospite e dunque 37-32 al terzo minuto di gioco nel secondo tempo. Theodor prova a giocare ancora a 2 con Mitchell Watt e Watt è un altro, è uscito dagli spogliatoi un altro Mitchell Watt. Sì, l'avevamo detto che non era stato protagonista in questi primi 3 minuti, ha fatto veramente grandissime cose qui. Non viene fissato il fallo a Tonut che aveva provato a rubare palla. È il primo fallo comunque soltanto per Stefano Tonut ed è il primo fallo di squadra dell'Umana Reyer, anzi il primo fallo in assoluto del secondo tempo e arriva dopo 3 minuti a testimonianza di una partita che è piuttosto corretta dal punto di vista dei contatti. La rimessa per Tortona, la difesa è intensa però come della parte dell'Umana Reyer, l'assist di Kane per Macura e qui la difesa dell'Umana Reyer dorme e sicuramente non sarà contento coach Walter De Raffaele perché anche Macura sta
rientrando in partita, è già a 9 punti personali, 39-34 il score del match. Tonut la sospensione, l'errore, qui un po' ha voluto sfidare anche Macura dopo averlo perso in difesa, ha perso ancora una volta Lumana Reyer e il possesso di Tortona che può tornare ad un solo possesso di ritardo. Il pallone però viene perso nel tentativo di assist di Wright per Kane, e qui c'è il raddoppio di Sanders e Macura sulla serpentina di Tonut, che alla fine è quello che voleva, cioè il fallo, lo porta a casa. Ed è il primo fallo del numero 55 Macura, assolutamente al centro del secondo tempo di Tortona, che è lì a 5 punti, partiva da -2, ma Lumana Reyer, lo ricordiamo, ha toccato anche il +9 in questi primi minuti della ripresa. Bramos l'ha rimessa nelle mani di Jordan Theodore e c'è il recupero da parte di Wright, e vediamo la contesa, la freccia dice Lumana Reyer, è la terza volta che la freccia dice Eurogranata. Sì, che un po' di fortuna, bravo Wright, perché oggi ha rubato diciamo una che è gran andato palla. a... È andata bene, diciamo. No, ma poi è andato a sfidare Theodore su quello che è il suo piano preferito, le palle recuperate in pressione. Theodore ancora lì che si lamenta, forse c'è stato anche un contatto. In ogni caso, bravo Wright che porta via la rimessa all'Umana Reyer all'inizio dell'ultimo quarto, ma intanto rimane in attacco la formazione granata proprio con Jordan Theodore. Cambio difensivo accettato, alley-oop e canestro. Non è una schiacciata, ma non importa, è un appoggio ancora da parte di Mitchell Watt. 41-34 le combinazioni Watt e Theodore, mentre c'è un fischio a favore di Tortona per il tocco, presumo con il piede da parte della difesa. 8 punti consecutivi di Mitchell Watt. Venezia sta segnando solo con Watt, ma va bene finché segna. Diciamo che comunque anche Theodore, che si vede chiaramente è condizionato dall'infortunio riportato a Lubiana, è in campo ma non è al meglio, mentre Dom sbaglia la tripla e il pallone viene recuperato da Theodore dopo una specie di flipper sotto i nostri occhi. La riapertura per Tonut, qui si sta accelerando decisamente il ritmo e non riesco a completare il commento. Dicevo, la combinazione tra Theodore e Watt per ora sta dando ottimi frutti all'Umana Reyer. Qui la combinazione è tra Watt e Brooks e arriva il canestro. Il time out ci aiuta per i commenti, perché con il canestro di Brooks è tornata a +9 l'Umana Reyer e quasi a metà del quarto è costretto nuovamente al time out coach Ramondino sul -9, appunto massimo ritardo. Stavo dicendo, Theodore non al meglio, riesce comunque a essere utile con grande intelligenza cestistica facendo il playmaker. Diciamo che in questo momento lui sta facendo tante cose, playmaker, realizzatore e quant'altro. Capisce che anche nell'1 contro 1 non ha il passo per battere l'avversario, perché non è solo un tiratore Theodore, è un giocatore anche da 1 contro 1, e allora cosa fa? Riesce a trovare la combinazione gioca per gli altri. centro. E in questo caso per Mitchell Watt e sicuramente avevamo parlato della sfida sotto le planche, in questo momento è nettamente a favore di Venezia, non solo per Watt, anche per Brooks, e tutto sommato anche Mazzola, che aveva iniziato in quintetto base, in quintetto di partenza, e ha fatto buone cose. L'abbiamo visto poco, ma sicuramente lui è importante. Diciamo l'unico che manca all'appello dei lunghi è Austin Day, che oggi ancora non ha fatto vedere grandi cose, ma sicuramente sì, lo conferma poi anche i rimbalzi che Venezia, ecco qua tra l'altro alcune anche se ha più rimbalzi di tutti ce li ha Kane, però Venezia in questo però ha 8 assist Theodore, che è la, come dire, la conferma, la sottolineatura di quello che tu avevi appena detto. E stavo guardando comunque Austin Day, anche se ha segnato solo un punto, a -1 di plus minus, però è il secondo giocatore dopo Andrea De Nicolao nel primo tempo ad avere il scusate, -1 di valutazione, non di plus minus, è il secondo per plus minus con 7 contro gli 8 di Andrea De Nicolao, e dunque diciamo che anche se non ha dato un contributo come siamo abituati a vedere, intanto eccolo Kane con l'ennesimo rimbalzo ma sbaglia il tap-in. Comunque anche Day ha dato il suo contributo alla causa Eurogranata. Esce male dal time out Tortona perché non riesce a concretizzare, anzi perde dall'arco Mike Bramos, troppo facile per lui questa tripla, quindi non la segna. C'è Tavernelli in campo per Tortona ed ecco il fallo di Mike Bramos, è appena il primo. Comunque intanto Wright lancia il pallone verso il canestro, primo fallo di Bramos. Partita diciamo con poche infrazioni, appena la seconda dell'Umana Reyer contro una di Tortona in questo secondo tempo che ha già girato la boa.
dei 5 minuti con l'Umana Reyer al massimo vantaggio, anche se ora in difesa con Dom che mette palla per terra al duello con Watt, la tripla di Dom e la mette. È sicuramente un giocatore che ce l'ha questo tiro, lo sappiamo, è bravo perché aveva anche la mano in faccia. Esatto, era davvero difficilissimo e non aveva la mano in faccia di un piccolo, ma del centro avversario. Esatto. Bravo Dom qui a realizzare da 3 punti, ci prova anche Tonut, la sbaglia, e Bramos che va quasi al tap-in. Poi la lotta a rimbalzo, c'è più reattività da parte dell'Umana Reyer in questo momento. Recupera la palla Mitchell Watt, la serve a Jordan Theodore che si arresta, scarica per Brooks, non si prende la tripla Brooks che preferisce entrare, scaricare. Attenzione all'infrazione a 24 che non arriva, perché arriva sulla sirena il buzzer beater di Jordan Theodore e l'Umana Reyer sta giocando da Umana Reyer. Sì, in questo momento sembra davvero ci sia solo una squadra in campo. Non ha voluto prendersi il tiro da 3, ha fatto dentro e fuori un paio di volte per poi arrivare a un canestro anche tutto sommato facile. Guardate qua Theodore che va vicino anche al recupero. Kane, Dom, la partenza incrociata allo scadere dei 24, sbaglia Dom, il rimbalzo di Mitchell Watt, bravissimo a difendere qui Jeff Brooks senza fallo, e dall'altro lato del campo invece il fallo c'è, terminale, e vorrei anche andare a vedere questo all'instant replay. Infatti, Theodore chiama l'antisportivo, chiede l'antisportivo e vediamo il replay perché siamo dall'altra parte del campo. No, però l'ha continuato, sì, viene dato l'antisportivo infatti sì. Proprio perché al di là di tutto... il primo fallo era fallo semplice, poi però ha continuato a tenere la mano esatto, ha continuato, ha reiterato il fallo e ci sta. Quindi antisportivo da parte di Wright e 2 tir liberi per Watt con poi rimessa per l'Umana Reyer e siamo a +8, il massimo vantaggio è stato di 9 e non arriva ovviamente. Potrebbe arrivare col secondo tiro libero, ma poi ricordiamo che l'Umana Reyer, che nel frattempo ha messo in campo Julian Stone al posto di Michael Bramos, avrà comunque il possesso dopo il secondo libero di Watt che sbaglia e dunque alla fine non paga dazio. Non paga più di tanto dazio. Anche perché sarebbe arrivata una schiacciata se non c'era fallo. Ha speso bene il fallo Wright per evitare i 2 punti di Watt, ma è bello che il pubblico del Taliercio applauda il doppio errore da parte del suo centro, che è stato sicuramente il fattore in avvio di questo secondo tempo. Theodore ha le gambe normalmente per andare su, ma sbaglia. Incredibilmente da un antisportivo arriva a 0 punti per l'Umana Reyer, che rimane comunque a +8. E siamo a meno di 3 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Tavernelli mette palla per terra, chiama lo schema, riparte dalla punta da Bertram Yox, il blocco di Cannon. Tavernelli chiude il palleggio, forse troppo presto, la difesa di Stone, la palla per Dom, Wright, la sospensione sbagliata, rimbalzo di Stefano Tonut, difesa dell'Umana Reyer, assolutamente da sottolineare, Andrea. Sì, qui sta facendo veramente grandi cose, anche buona la chiusura qui di Tortona, ma bravo Tonut a ritrovare Watt. Pronto ad entrare Andrea De Nicolao per l'Umana Reyer, che comunque è ora in attacco con il tentativo dall'angolo di Brooks, è una tripla e vuole riprendersi quello scettro di MVP Jeff Brooks che gli sta strappando Mitchell Watt, ma penso che sarà ben contento anche lui di avere aiuto. Massimo vantaggio adesso per l'Umana Reyer, 48-37, sopra la doppia cifra per la prima volta nella partita. Rischia di buttare via palla Tortona, ma ancora la difesa dell'Umana Reyer che regge in difficoltà la Bertram. Wright dall'angolo, la tripla non va, tocca a rimbalzo Cannon, grande palla recuperata, poi l'assist, grande giocata e alla fine non va il canestro. Wright sbaglia ancora e Watt recupera il pallone. Sta succedendo di tutto, sì. Andrea, sì, non è serata per Tortona. No, sai, quando sono queste situazioni qua veramente ti viene da piangere, perché ha avuto 3 volte, è stato bravissimo Cannon qui a recuperare il pallone, come bravissimo Tonut a scaricare. Adesso per Stone, riapre per Theodore che era già in zona difensiva quasi, no, c'è il fallo prima da parte di Tavernelli a 2 secondi e 6. Non è in partita la formazione piemontese. Sì, non ha reattività e sicuramente ne ha molto di più Venezia, che spinge molto in difesa. Adesso rientra De Nicolao per Tonut.
sono un po' su azioni personali, onestamente non sta girando una delle squadre che invece aveva impressionato proprio anche come qualità di gioco. Sì, e per anche proprio l'affiatamento, la capacità di giocare di squadra. Ha provato un doppio cambio coach Ramondino rimettendo Sanders e rimettendo, mentre vediamo adesso la tripla, a segno anche per Julian Stone, è entrato nuovamente Mascolo in campo, ma intanto Stone aggiorna il massimo vantaggio, 51-37 più 14 per l'Umana Reyer, 1875 gli spettatori, ringraziamo l'ufficio stampa dell'Umana Reyer per questo dato, ancora una palla persa da Tortona, ancora una palla recuperata dall'Umana Reyer e siamo quasi nell'ultimo minuto di gioco nel corso del terzo quarto. Stone ci riprova da 3 punti, la tripla di Julian Stone e diciamo che questo è il quarto che potrebbe ammazzare la partita, più 17 Umana Reyer e quasi il recupero da parte credo di Stone, il fallo è di Stone e Brooks che chiama al pubblico. Tutti assieme 1875 abbiamo detto, ma tutti caldi per sostenere l'Umana Reyer. Sicuramente questo vuole vedere il pubblico, una squadra combattiva, poi al di là dei 17 punti, al di là di vincere o di perdere, una squadra che ci sta mettendo cuore e anima, l'ha fatto in queste ultime uscite senza poi portare a casa nulla, ma ha ritrovato sicuramente un certo tipo di gioco. Watt è tornato a richiattare in panchina, nuovamente in campo Mazzola che adesso è in marcatura su Tavernelli, sul cambio difensivo poi segue Cannon, quasi persa ancora la palla da Tortona, ci prova Tavernelli, è una preghiera che non va, Stone anticipa Severini, poi tutti per terra, la palla per Theodore, ancora un canestro per l'Umana Reyer in contropiede e adesso sono addirittura 56-37 e sto aspettando l'esito di questa partita. Adesso c'è il fallo da parte di Andrea De Nicolao, il secondo. Tortona aveva segnato 13 punti nel primo quarto, 13 nel secondo, adesso è a 15 addirittura. Sì, diciamo che Tortona è rimasta su i ritmi dei primi 2 quarti e Venezia ha decisamente accelerato perché appunto i punti di Venezia invece sono 28, tanti quanti i primi 20 minuti. È uscito Theodore, è entrato Sanders, vediamo l'attacco di Tortona, adesso arriva il fallo, credo sia il terzo di Andrea De Nicolao, il primo a raggiungere le 3 infrazioni e da 2 tiri liberi per Tortona per arrivare alla media dei 13, diciamo così, senza cattiveria, senza voler prendere in giro nessuno, ma visto che fa fatica in attacco, Tavernelli, il capitano, ha dalla linea della carità 2 opportunità per provare a limare un meno 19 pesantissimo decisamente per la formazione tortonese che questa sera evidentemente non è scesa in campo con lo stesso piglio che l'ha portata alla finale di Coppa Italia 2-2 di Tavernelli, 56-39, i 13 ci sono, adesso vedremo, ha un fallo da spendere Tortona, rischia di perdere palla De Nicolao che supera la metà campo in tempo utile tuffandosi letteralmente per terra, ecco il fallo da parte di Tortona, la schiacciata, il fallo è di Sanders ma la schiacciata di Stone anche se fuori diciamo che massimo. Dimostra che i postumi dell'influenza intestinale che ha avuto sono passati perché è partito come un razzo. Terzo fallo anche per Jamar Sanders, bonus peso anche per Tortona, 5 secondi, 6 decimi a disposizione dell'Umana Reyer per chiudere il quarto, la rimessa di Stone per Victor Sanders, marcato da Tavernelli, la palla De Nicolao che spara la tripla, non va e dunque il punteggio dopo i primi 30 minuti al Pallasport Aliercio dice Umana Reyer 56, Bertram Jox Dertona 39.
Dunque, abbiamo detto 13 punti primo, secondo e terzo quarto per Tortona, 28 punti primo tempo per Umana Reyer, 28 punti terzo quarto per l'Umana Reyer. Esatto, ha segnato in un quarto, mentre siamo sempre sullo 0-0 sul sito della Lega. E il sito della Lega non si muove. Quanto ha fatto in un tempo? Nei primi 20 minuti sicuramente ha cambiato passo. Stavo provando a guardare, su questo mi aiuti tu sicuramente, tra il canestro di Dom, la bomba di Dom e i 2 libri di Tavernello sono passati quasi 5 minuti. Sono passati 4 minuti scarsi, perché 4,08. No, scusami, 4 minuti e mezzo, perché la tripla di Dome è 4,43, i tiri liberi di Tavernelli 16 secondi. Sì, quindi diciamo 4 minuti e mezzo. Questo, come dire, ovviamente, tra l'altro, dove dall'altra parte ci sono arrivate. Dall'altra parte l'Umana Reyer era a consecutive. 43, è arrivata a 56, 13-0 di parziale in 4 minuti e mezzo. Esatto, quindi sicuramente una bella spinta. Adesso ovviamente bisogna sempre capitalizzare, sappiamo che il basket in queste cose qua è anche crudele, se vogliamo, nel senso che fino a che non arrivano i 40 minuti può succedere di tutto, ma certamente l'inerzia in questo momento è tutta a favore dell'Umana. Non so cosa Ramollino potrà provare a trovare per cercare di scuotere la sua squadra, perché sembra più un problema quasi psicologico, sì, non è testa più che tattico. Io voglio vedere, adesso è arrivata la statistica, finalmente è arrivata. Tortona da 3 punti e 4 su 15. Hai tu le statistiche dell'anno di Tortona? Direi che questo 27% è ben lontano da quello che ha fatto abitualmente la squadra piemontese. Allora, Tortona nell'anno, diciamo, tiro da 3 è terza col 38,5, la Reyer sarebbe 14esima col 33,4. Non è che la Reyer abbia fatto tantissimo al 35% da 3, però sicuramente ha tanta altra dinamicità. Vediamo la differenza canestri. Ha recuperato un po', 29-25, ma rimbalzi più che canestri. Sì. Ma perché non hanno segnato, per cui oggettivamente qualche rimbalzo in più ci può stare. Vediamo, ripreso ancora con il possesso di Tortona di Mascolo, riesce a segnare, comincia dunque l'ultimo quarto con il canestro di Mascolo per il 56-41, piccolo break di 4-0, possiamo dire, a cavallo tra i due quarti per la Bertram, che testimonia come Umana Reyer debba continuare a giocare. Questa è una battuta la mia ancora una volta, ma diciamo che non si può pensare di aver già vinto con 10 minuti a giocare. Qui un'iniziativa di Victor Sanders abbastanza estemporanea, ma Chiura va su e trova il fallo di Mazzola, primo fallo personale di Mazzola. Theodore e Watt subito pronti a rientrare. Questo quintetto sicuramente non ha risposto benissimo e quindi sicuramente rifiata De Nicolao e c'è bisogno di Watt che ha un'altra fisicità, un altro gioco rispetto a Mazzola. Rimessa di Severini per la Bertram, rischia il passaggio lungo verso Cannon che riceve, poi va al consegnato con Mascolo, si prende il tiro da 3 punti Mascolo, l'errore. Watt va con l'ascensore a recuperare il pallone, lo mette per terra per Stone e lui adesso a costruire l'azione con Theodore, che comunque dà le misure dall'altro lato del campo. Lo scarico, la circolazione da Sanders a Theodore, il tiro di Theodore nonostante il contrasto riesce a segnare Jordan Theodore e dunque torna a più 17 l'Umana Reyer. 58-41, 8-42 alla fine della partita. Theodore va vicino al recupero e sorride, lo scambia a 5 con Stone, perché ovviamente il tocco chiedeva la collaborazione di Stone per concretizzare il recupero. Così non è stato, la rimessa sarà per la Bertram con 15 secondi a disposizione sul cronometro. La rimessa di Bruno Mascolo, l'assist per Machiura e c'è il fallo di Sanders. Qui ha sbagliato tutto l'Umana Reyer, nello specifico Victor Sanders, che prima ha perso Machiura, che ha segnato, e poi ha speso anche il fallo regalando tiro libero supplementare. Sì, anche perché c'è una differenza anche di peso e di altezza, per cui stopparlo da lì onestamente è che Sanders è un po' così, cioè da una parte è una zanzara che ti punge e ti dà fastidio, però diciamo non si ferma.
JP Makura intanto è il primo della formazione ospite ad aver raggiunto la doppia cifra 11, che diventano 12 con il completamento dell'end one del 58-44 dopo un minuto e mezzo scarso di gioco nel corso dell'ultimo quarto. Stone, marcato proprio da Makura, accelera Julian Stone e arriva addirittura all'interno dell'area, poi ne esce, tiene aperto però il palleggio, ultimi 12 secondi per l'azione di tiro, lo scarico per Victor Sanders, chiede a sé Stone, ancora Julian Stone con la sospensione da 3 punti, l'errore, rimbalzo di Cannon. Anche qui ha costruito a poco di squadra l'Umana Reyer. Sanders contro Sanders, arriva l'aiuto, poi lo scarico per Cannon che in qualche maniera riesce a recuperare ma pesta con il piede la linea di fondo e dunque arriva la palla persa. Ecco, Tortona aveva limitato un po' le palle perse nell'ultimo quarto e adesso invece ha ripreso anche questo fattore. Insomma, sono 11 le palle perse totali, erano prima di questa, salgono dunque a 12. Ci basiamo sullo stampato perché il sito delle Gabasche stasera ha deciso di non aiutarci e dunque torna in possesso di palla l'Umana Reyer con Brooks, il tiro dalla linea di fondo, è un Brooks immarcabile stasera. Sì, questo ha fatto una cosa difficilissima, un arresto a tiro da guardia stupendo. Dunque più 16 Umana Reyer e continua a correre il cronometro con Mascolo che chiama lo schema pugno laterale, arriva il blocco di Cannon, lo scarico per JP Makura, la tripla frontale non va, rimbalzo di Jordan Theodore che riesce ad anticipare gli avversari, a mettere palla per terra, a tenere aperto il palleggio, scaricare per Watt che trova il fallo di Cannon, secondo fallo. Niente, c'è stato solamente un sussulto da parte di Tortona, di nuovo il controllo pieno l'Umana Reyer. Ancora da vedere, però sicuramente l'importante appunto adesso è continuare a giocare e non rilassarsi troppo. Sì. La rimessa di Stone per Theodore, va vicino alla persa per la buona difesa di Mascolo ma recupera il pallone l'ex giocatore di Banvit e Olimpia Milano, ancora Jordan Theodore in serpentina, si arresta, tenta lo scarico, la palla questa volta è intercettata da Mascolo che alla fine velleitaria questa azione. Beh sì, si è trovato un po' incartato Jordan Theodore, step back e tripla per Sanders e time out subito da parte di coach Walter De Raffaele perché con la tripla di Sanders è meno 13 che sono tanti ma non sono diciamo un margine di sicurezza con 7 minuti a giocare. Sì, e soprattutto è una questione di inerzia. Venezia aveva totalmente l'inerzia alla fine del terzo quarto, in questo momento siamo un po' appunto seduti e ne abbiamo anche detto che proprio nella gara di andata è stato un coinvolgimento totale negli ultimi 10 minuti e sicuramente non può incorrere in questo rischio Walter Raffaele. 8 punti in 3 minuti dopo averne segnati 13 a quarto, insomma c'è tutta la differenza sempre nelle cifre questa sera a testimoniare. Pronto a rientrare, anzi è rientrato in campo Stefano Tonut per l'Umana Reyer e mi sembra sia l'unico cambio, sì così è, al posto di Sanders. Infatti Tonut al posto di Sanders per coach Walter De Raffaele che ha chiamato time out per interrompere, come dicevi giustamente tu, l'inerzia di Tortona. Vedremo come uscirà dal time out l'Umana Reyer che, lo ripetiamo, ha un buon margine ma è ancora lunghissima. Intanto Theodore che parla con l'arbitro Martolini davanti alla nostra postazione e adesso riceve il pallone da Stefano Tonut. Mascolo ancora a pressare su Jordan Theodore che supera la metà campo, viene aperto il palleggio, il numero 25 in maglia orogranata pronto ad entrare Michael Bramos per l'Umana Reyer che ancora non ha costruito nulla in questo attacco, riceve palla Stefano Tonut, la chiede Brooks e c'è il fallo della difesa, il fallo di Severini, è il numero 2 personale, il numero 2 anche di squadra, con l'ingresso di Bramos al posto di Stone per l'Umana Reyer che dunque rimane con gli stessi effettivi nei ruoli. Il secondo fallo di Severini, dicevo in precedenza, è il secondo di squadra, dunque si prende solo con la rimessa per l'Umana Reyer, la effettua proprio Bramos nelle mani di Jordan Theodore, ancora chiedere spaziatura, c'è la zona da parte di Tortona, Theodore riesce a entrare e a scaricare però non per le mani di Watt ma per quelle di Mascolo, niente da fare dunque al primo attacco per l'Umana Reyer. Makura si arresta, cerca il sottomano, secondo me non so quanto abbia tenuto il piede perno, arriva il fallo. La sensazione dal vivo che abbia scivolato leggermente. Che sia scivolato.
Primo fallo per Brooks e 2 tiri liberi. Comunque questa decisione da parte degli arbitri non arriva al replay e dunque ci dobbiamo fidare di quella che è stata l'impressione degli arbitri a caldo. Il primo fallo di Brooks è il terzo di squadra per l'Umana Reyer e segna il primo tiro libero Makura, che sale a 13 punti, 12 invece adesso il ritardo di Tortona e diventano 11 di ritardo con il 2-2 di Makura, 6-0, 4-9 e sono già 10 punti nel quarto per la Bertram contro i 4 dell'Umana Reyer. Il pressing a tutto campo della formazione piemontese. Brooks in difficoltà, la palla recuperata ancora da JP Makura, canestro e attenzione a non mollare. Lo abbiamo detto in precedenza, sotto la doppia cifra adesso il ritardo di Tortona, che ha segnato 12 punti. Qui c'è il fallo da parte di Makura ai danni di Tonut, ma sta rischiando parecchio l'Umana Reyer. Ha abbassato decisamente la velocità e adesso non si può fare. Sì, più che altro è cresciuta sicuramente Tortona e si sono invertiti i ruoli. Adesso Venezia è tornata quella del primo tempo e Tortona quella di Venezia nel terzo quarto. 2 palle perse da Theodore, abbastanza importanti. Si sta preparando adesso Day, vediamo se riesce a dare lui qualcosa in più. Il pallone per Mitchell Watt, 10 secondi per l'azione di tiro, chiude bene gli spazi, va detto anche Tortona, e c'è il fallo in attacco di Mitchell Watt e niente da fare. È il terzo fallo di Mitchell Watt, è il fallo del bonus per l'Umana Reyer, pronto ad entrare, l'avevamo detto in precedenza. Day prende il posto di Jeff Brooks, ma l'Umana Reyer è ferma a quota 60 proprio dal canestro di Brooks. Sono passati 2 minuti da quella realizzazione che aveva dato il più 16 da quel parziale, da quel momento appunto 7-0 aperto per la Bertram, che ha anche il pallone in mano ma lo recupera Mitchell Watt e Day riapre per Bramos. Ancora cambio di lato, ci avviciniamo alla metà del quarto, l'assist per Watt, il fallo in anticipo di Severini, terzo personale, pronto a rientrare Andrea De Nicolao. Ha bisogno di calma in regia, ha bisogno anche di riposare un po' Theodore. Sì, tra l'altro un po' di paura perché aveva smanacciato Day, per cui quando ho sentito il fischio ho temuto che potesse essere chiamato il fallo in attacco. Theodore ovviamente, l'abbiamo detto, non si è allenato in questi giorni, aveva preso una gran botta e come tutti si è fatto le 4 trasferte in 8 giorni. Sempre zona per Tortona, vediamo come leggerà l'Umana Reyer. De Nicolao, 9 secondi per l'azione di tiro, esce Cannon a marcare Watt, altra palla persa da parte di Mitchell Watt. Jamar Sanders con Day a mancarlo, pallone per JP Makura che è caldo e segna ancora da 3 punti JP Makura. E adesso è meno 6 per Tortona, 6-0, 5-4, già superata la media 13 in meno di metà quarto per la Bertram. Yox che è in partita, 2 canestri pesanti di vantaggio per l'Umana Reyer, rimangono 2 perché non va la tripla di Austin Day, rimbalzo ancora di Makura. Siamo adesso nella metà, abbiamo superato la metà dell'ultimo quarto, Mascolo per Makura, poi Cannon, ancora palla sul perimetro, Makura da 3 punti, altra tripla, 3 di ritardo, clamoroso. JP Makura sale a quota 22, secondo time out per l'Umana Reyer, partita riaperta. Sì, riapertissima, l'avevo detto, questo è uno sport pazzesco dove veramente può succedere di tutto. Ci sono tifosi sì, di Tortona che stanno facendo sentire. Si stanno facendo sentire, forse più di quelli di Venezia. È dura la lettura della partita in questo momento. Sì, no, è dura, è solo che sì, Venezia con un ottimo terzo quarto aveva dato l'illusione di poterla già chiudere, ma è arrivata la risposta di Tortona, che abbiamo detto in fase di presentazione è una delle migliori squadre, la sorpresa tra virgolette di questa stagione, e ha saputo cambiare il ritmo. Ha in Makura ovviamente un tiratore pazzesco. Dicevamo sulle percentuali di tiro da 3 veramente disastrose, e in questo quarto le hanno rimesse a posto, e Venezia adesso deve tornare a giocare di squadra, deve tornare a giocare come prima, non può pensare di risolverla da soli. Tra l'altro rimanda di nuovo in campo Theodore, non ha, diciamo,
alternative De Raffaele nella sua visione della partita. Più di 3 minuti senza segnare per l'Umana Reyer, che ha segnato appena 4 punti in 5 minuti e mezzo dell'ultimo quarto. Ha permesso a Tortona di riaprire la partita con un quintetto, possiamo così dire, operaio, perché mancano diversi elementi del quintetto iniziale, tra cui Wright. Adesso arriva il fallo da parte di Sanders, è il quarto e il bonus è speso, quindi si va in lunetta. E anche in questo momento, come avevamo detto prima per Tortona, quando è andato in lunetta a Tavernelli, col bonus peso da parte dell'Umana Reyer, per una squadra che non segna per i tiri liberi è importante. Sì, per cercare appunto di rimettersi un po' in careggiata. Tutte e due adesso 4 minuti e mezzo, potrebbero arrivarne parecchi di liberi, per cui potrebbe essere un fattore importante. E bisognerebbe segnarli, perché sbaglia Bramos è un gran tiratore, ma sappiamo che nei liberi non è proprio il suo forte. E dunque 1 su 2 per Michael Bramos, 6-1, 5-7, cambio per Tortona. Ecco, avevo detto non c'era Wright, rientra adesso al posto di Sanders, che è arrivato al quarto fallo, quindi altro trattatore di palla per la squadra di coach Marco Remondino, anche se qui la tratta piuttosto male la palla, alla fine riesce a recuperarla comunque Chris Wright. Più 4 Umana Reyer, ma palla in mano alla Bertram Yox con ancora Wright che tiene aperto il palleggio con la mano sinistra. Cannon non riesce a costruire ancora Tortona, si affida a Mascolo, il tiro di Mascolo da 2 punti, l'errore a rimbalzo, l'ultimo tocco è di JP Macura che riesce ad anticipare Austin Day. Erano 2 maglie bianche in mezzo a Austin Day, che riesce comunque a prendere posizione, a costringere l'avversario all'errore. Buon che il canestro di Mascolo non è andato a segno, perché era un tiro assolutamente frutto della sua capacità. La rimessa di Bramos per Tonut, che va allo slalom e subisce il fallo da parte di Cannon. Si andrà ancora in lunetta, terzo fallo per Cannon, elusa la pressione di Tortona. Mi sembra che questa volta il time out dell'Umana Reyer abbia dato i suoi frutti, perché l'Umana Reyer ha rimesso la testa in campo. Sì, sicuramente in difesa l'abbiamo vista molto reattiva, e qui bravi a gestire questa press tutto campo, liberando praticamente Tonut per il contropiede. Ancora non ha trovato canestri dal campo, ma solo tiri liberi, ma è il grasso che cola in questo momento oggettivamente per l'Umana Reyer. 9 punti per Stefano Tonut, 5 nuovamente di vantaggio a 4-0-3 dal termine della partita, a meno di un overtime qui al Palasport Tagliercio. 2 su 2 di Tonut, 6-3, 5-7, doppia cifra per Tonut, 2 possessi di vantaggio per l'Umana Reyer, con Mascolo marcato da Theodore, il pallone per Macura da casa sua, la sbaglia per fortuna, Cannon riesce solo a toccare, sta per mettere anche questa JP Macura, e sappiamo che è un ottimo tiratore, ma ragazzi, se avesse messo anche questa sarebbe stata tanto mazzata dietro le ginocchia. Anche perché cosa puoi dire al difensore? Vallo a marcare il centrocampo. Appunto. Tonut più 6, palla in mano per l'Umana Reyer, che ha pochi secondi giustamente per il tiro, se lo prende da 3 punti Tonut. La lotta a rimbalzo ancora Macura in anticipo su Bramos. 3 minuti e mezzo scarsi da giocare, pronto ad entrare Tyler Kane per la formazione piemontese, che è in attacco con 6 punti da recuperare, coinvolto ancora Macura, il pallone per Cannon, chiamato nuovamente JP Macura, step back e tripla in faccia, Austin Day non va, la palla si arrampica sulla struttura. Buon per l'Umana Reyer. Mi sembra che si affidino a questo punto un po' troppo a Macura, che sì, sta facendo miracoli, ma fino a un certo punto. Sì, diciamo che diventano un po' prevedibili, al di là del fatto che insomma sì, lui comunque il tiro l'ha preso, per fortuna diciamo non l'ha centrata. Per fortuna dell'Umana Reyer, mentre Tortona rimette in campo Kane al posto di Cannon per gli ultimi 3 minuti di gioco, che cominciano con l'Umana Reyer in possesso di palla, in vantaggio di 6 punti, e Jordan Theodore a costruire l'attacco. Arriva il blocco di Mitchell Watt, che rolla, viene servito, mette palla per terra, va a attaccare su Kane e segna Mitchell Watt. 2 punti importanti, perché vogliono dire più 8 per l'Umana Reyer, si era riavvicinata fino a -3, si è bloccata adesso Tortona con
questo primo canestro dal campo dell'Umana Reyer dopo 5 minuti. Sbaglia Mascolo il tap-in di Kane, qui poteva far di più in difesa indubbiamente Mitchell Watt. 6-5, 5-9, 6 di vantaggio per l'Umana Reyer, che gestisce con Jordan Theodore, marcato da Bruno Mascolo. Ancora Theodore mentre si rialza Jeff Brooks per l'Umana Reyer. Theodore prova ad entrare in area, 7 secondi per l'azione di tiro, ancora la combinazione con Watt, buona la difesa di Tortona, buono il tiro di Watt che però non entra, e dunque 6 di vantaggio, 2 minuti da giocare. Palla in mano però a Tortona con Brooks seduto per terra, nemmeno sul cubo del cambio alla prima interruzione, rientrerà sul parquet. Bramos prova a seguire JP Macura, che riesce comunque a ricevere, sfrutta poi il blocco di Kane. Watt regge in difesa il tentativo di Macura, ancora lui vuole fare tutto da solo, sbaglia il contropiede di Tonut, che però non riesce a trovare il potenziale gioco da 3 punti, ma diciamo che ancora una volta la difesa dell'Umana Reyer ha retto. Macura si lamenta con gli arbitri per un contatto, non lo so. Allora, io ho visto smanacciate tra Watt e Macura. Poteva starci il fallo di Watt, secondo me poteva starci anche il fallo di Macura, anche e soprattutto su Bramos dopo, e anche qui vediamo Wright che va a cozzare su Tonut, per cui diciamo che è andata bene. Allora, i cambi sono stati questi: Brooks per Day per l'Umana Reyer, intanto Tonut sbaglia il primo tiro libero, in campo nuovamente Dom e Sanders invece per Tortona, con Macura che continua a lamentarsi con Martolini per il possibile contatto precedente. Tanto il punteggio è lì, 6-5, 5-9, 101 secondi da giocare e 0 su 2 di Tonut, anche questo estremamente insolito per tenere ancora accesa e viva la partita. Non si può purtroppo ragionare della differenza canestri nel doppio confronto, bisogna portare soltanto a casa i 2 punti per l'Umana Reyer. Jamar Sanders, ancora Watt sul cambio difensivo, Kane servito e segna con il fallo di Tonut, 1-22, e ancora potenzialmente ad un solo possesso in ritardo di Tortona. Sì, qui ma forse sullo spostamento di Tonut prima di trovare posizione Kane non era proprio limpidissimo, poi naturalmente una volta che ha ricevuto palla lì mentre Tonut dice no, una volta che riceve palla lì Tonut non può fare nulla. Tyler Kane sbaglia il libero, tocca a rimbalzo Jamar Sanders, la palla è per l'Umana Reyer, ma che sofferenza. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco, più 4, palla in mano, possesso che definire determinante è poco. Jordan Theodore, la serpentina al sottomano, segna Jordan Theodore. Umana Reyer a più 6, non è ancora finita, ma intanto tornano 2 possessi pieni di vantaggio per l'Umana Reyer e siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Possesso altrettanto determinante questo per Tortona, tocca con il piede Mitchell Watt, regala solo un secondo all'attacco di Tortona. 54 secondi, 6 di vantaggio per l'Umana Reyer. Io vado anche a vedere com'era finita la data, ma ripeto, cambia estremamente poco. 12 per i piemontesi. Quindi però diciamo... vorrei sottolineare la leadership di Theodore, che non ha fatto granché, credo forse sia il primo canestro su penetrazione, ma al momento in cui serviva è arrivato fino al ferro. Adesso serve ancora una gran difesa per l'Umana Reyer. Theodore adesso a difendere intenso su Mascolo, riceve Jamar Sanders, ancora circolazione perimetrale, porta via secondi all'attacco degli avversari. l'Umana Reyer, Mascolo, il tiro non va, rimbalzo di Kane, extra possesso, tripla di Dom, non va, tocca Watt, si lotta e la palla è per l'Umana Reyer che porta a casa il fallo. Si è nuovamente bagnata alle polveri nel tiro da 3 punti Tortona nel momento decisivo, buon per l'Umana Reyer. Sì, ha mancato appunto il canestro che poteva veramente riaprire, mentre Ramondino adesso chiama Mascolo e Sanders per dargli le ultime indicazioni. Si è lottato davvero sotto le planche ed è stato brava l'Umana veramente in questo caso a stringere, e qui Bramos finalmente. Esatto, avevi detto che non sapeva tirare i tiri liberi, adesso No, ho detto che no, non lo sì. so. Dai Andrea, sto provando a scherzare per sdrammatizzare il momento. Intanto comunque sono tornati 3 possessi e col 2 su 2 sono tornati 8 i punti, 6-9, 6-1, 34 secondi. Lo striscione è lì dietro l'angolo per l'Umana Reyer, per una vittoria importantissima in chiave playoff. Significherebbe andare a -2 da Tortona, anche se, ripeto, i piemontesi avrebbero comunque il doppio confronto favorevole, ma significherebbe comunque fare un passo avanti
avanti anche rispetto alle altre dirette avversarie. Mascolo da 3 punti non va, l'Umana Reyer deve provare a segnare da 3 perché adesso la vittoria c'è, ci prova Theodore, non va, il rimbalzo di Brooks, la riapertura per Michael Bramos, di nuovo Brooks, anche se segnerà da 3 punti e la tripla non c'è. Comunque non sarebbe bastata per ribaltare la differenza canestri. In ogni caso la vittoria c'è, l'Umana Reyer batte la Bertram Yox Dertona Tortona 69-61 e dal taglier c'è tutto, quindi grazie ancora per averci seguito da Alberto Minazzi e Andrea Manzo.